Tante vele colorate a riempire il cielo della Valbelluna. Sono 150 gli atleti arrivati in Veneto sul Monte Avena per la 15ª edizione dei mondiali di parapendio, organizzati per la prima volta in Italia nel suggestivo scenario delle Dolomiti bellunesi. Un grande risultato per l'Aeroclub e il Para Delta Club di Feltre. Ben 7 le nazioni pretendenti, tra cui il Brasile e la Turchia. Mobilitati 200 volontari di tutta la Valbelluna per la prima volta ai mondiali di parapendio in Italia. 13 giorni di gara fino al prossimo 15 luglio su una superficie di 5.000 km², una sfida tra i campioni di 48 nazioni, dalla Cina all'Australia passando per il Sudafrica fino all'Argentina, tra loro anche la nazionale italiana, 4 uomini e una donna che hanno già centrato importanti obiettivi a livello europeo e internazionale. Noi siamo pronti. Però ci sono anche gli altri. Speriamo in una buonissima meteo, la Valbelluna e tutta la zona del Feltrino è un posto adattissimo per fare queste competizioni, abbiamo già fatte diverse, conosciamo anche bene la zona e inoltre l'organizzazione ha preparato veramente un grandissimo mondiale. E speriamo bene.